Amici di Venezia Channel, oggi una chicca per voi. La storia di Venturini. Sono con Alessandro Venturini. La nostra azienda nasce negli anni 60 grazie al nonno Massimino, le prime bottiglie nel 63, sono 60 anni quest'anno di storia. L'ultima che presentiamo proprio a Vinitaly 2023 quest'anno è il nostro Recioto Amari a Sole, annata 2012. Il nome richiama una cosa Il importante per nome richiama mia figlia, Recioto 10 anni riserva, ecco. Lorenzo Simeoni, Accademia di Agricoltura e Scienze Lettere di Verona. Io faccio parte di questa bellissima istituzione e ne sono veramente onorato. Questi importantissimi vini della Valpolicella è giusto farli conoscere e apprezzare nella sua giusta misura. Apprezzare e raccontare. È compito nostro proprio quello di fare questo. Raccontare i 2000 anni di storia della Valpolicella, dei vini della Valpolicella. E siamo in compagnia di un ospite d'eccezione, siamo con l'amico Michele. Venturini è una delle famiglie storiche dell'Amarone, c'è un altro prodotto d'eccellenza che è il loro Recioto. Tu vorresti anche azzardare un altro abbinamento. Ieri hanno lanciato un guanto di sfida, sono passato a trovarli e pensavamo a quale può essere un abbinamento non consueto. E quindi ecco l'abbinamento con un prodotto di altrettanta lunghezza e persistenza che è appunto l'ostrica. L'ostrica con il caviale e con un tocco di senape dolce, perfetto, secondo me. È da riproporre, bisogna prendere nota. Sì, Michele, io penso che adesso tutte le persone, dopo aver sentito il tuo giudizio, vadano a comprarsi una di queste bellissime bottiglie esclusive, numerate direi, perché sono poche, con l'assaggio di questa ostrica. Per me è un matrimonio perfetto. Assolutamente, è veramente riuscito.